Il vantaggio, quello diciamo immediatamente più visibile, è quello dato dal fatto che il singolo imprenditore, per quanto faccia qualità, non riesce da solo a rispondere alla domanda sempre più quantitativamente ampia di prodotti di qualità. Creando una rete noi creiamo un paniere per il momento regionale o subregionale, ma che un domani sarà anche addirittura transfrontaliero, euromediterraneo, di prodotti che garantiscono gli stessi standard di qualità, piena tracciabilità e sicurezza alimentare, in modo tale da poter rispondere alle domande dei mercati emergenti che sono quantitativamente enormi. Quindi oggi abbiamo dei paesi emergenti quali l'India, la Russia, la Cina o il Brasile che anche parlando di nicchie, di potenziali acquirenti sensibili verso la qualità, la sicurezza alimentare e la tracciabilità, esprimono quantitativi di domanda di prodotto che sono impensabili per il singolo produttore, e quindi oggi il singolo produttore deve rispondere di no, perché da solo non ce la fa a soddisfare la domanda che proviene da questi paesi. Se invece noi mettiamo insieme una rete, così come abbiamo fatto, di imprenditori che esprimono tutti gli stessi standard di qualità, di tracciabilità e sicurezza alimentare, allora sì che possiamo rispondere tutti insieme con un paniere comune alla domanda proveniente da questi paesi.